Eccoci qui in diretta, buongiorno e buon pomeriggio a tutti, agli amici e agli amanti di futsal. Benvenuti a Calcio 5 Show. Abbiamo qui come co-conduttore oggi David in assenza Ciao. del buon Max che è già intervenuto su Tennissimo poco fa. Intanto ciao David, Ciao. come va? Bene, grazie. Tu com'è? Io benissimo, direi che ti vedo molto contento. Dopo torneremo alla Serie A. Dopo. Ecco, dopo parleremo di Serie A, però adesso abbiamo subito un ospite che vedo già pronto e che aggiungiamo subito alla nostra trasmissione. È un abitué, ogni tanto viene a trovarci. Enrico Querin, ovviamente servizi CGN, Serie E, quindi ultima ma non ultima come serie del CSI di Pordenone. Enrico, intanto ben ritrovato, e come sta andando? Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sempre un piacere partecipare alla vostra trasmissione. Sta andando abbastanza bene, nel senso che purtroppo 2 settimane fa, lato nostro, abbiamo perso uno sconto diretto 5-4 con Aotearoa, partita molto combattuta, che però appunto ci ha visto soccombere per la terza volta, diciamo, sulla nostra bestia nera in questo campionato. E adesso bisogna vedere come andranno queste ultime 3 partite. Ci sono ancora altri 2 sconti diretti perché proprio questa settimana prossima ci sarà un altro sconto al vertice proprio tra Aotearoa e Sudmania, e noi subito dopo Pasqua avremo poi in casa di Sudmania diciamo l'ultimo dei big match. Noi dopo ci siamo ripresi questa settimana vincendo 9-1 contro le Ciacole, quindi adesso sono tutte partite molto combattute. Naturalmente la posta in palio è ancora molto alta, ci sono ancora dei punti. Noi diciamo che lato primo posto diventa un po' complicato, però diciamo ancora tutte le nostre mani per raggiungere, diciamo, la sicurezza di andare su, che vanno sulle prime 2 squadre, quindi avendo ancora anche uno scontro diretto appunto con Sudmania, essendo solo 2 punti sotto, visto che loro hanno perso questa settimana 4-2 contro gli Only Fantas, abbiamo ancora tutto nelle nostre mani, quindi testa queste ultime 3 partite, provare appunto a vincerle tutte, così da non dover fare calcoli e speranze sugli altri, ma pensare solo a noi stessi. Beh, devo dire che sei stato super rapido e mi fa piacere che tu abbia un po' analizzato tutto tondo anche la Serie E, che non abbiamo avuto modo di ospitare questa mattina a Radio Gioconda. Saluto Franco Pogana e la redazione di Friuli Gol che ci ha ospitato. Abbiamo fatto un'analisi della Serie A, della Serie B e della Serie C, ma grazie a te Enrico abbiamo un po' capito che la Serie E è tutt'altro che finita. È un girone da 8 squadre, ma Sì. di conseguenza sono 14 giornate se non erro, però Sì, probabilmente saranno 21 perché facciamo rispetto agli altri diciamo 3 giri, quindi un'andata e un ritorno, e quest'ultimo giro di partite per arrivare appunto a 21. Quindi noi rispetto agli altri staremo fermi la settimana prima o dopo Pasqua, dove diciamo comunque le altre squadre giocano. Noi abbiamo ancora la prossima settimana, poi ci saranno le 2 settimane a cavallo di Pasqua in cui saremo fermi, e poi avremo le 2 settimane dopo in cui ci saranno le ultime partite, appunto, dove finirà appunto tutto il campionato CSI in vista poi di eventuali playoff e Supercoppa. Quindi ci siamo concentrati sull'obiettivo, ci siamo già rimessi in marcia dopo, diciamo, lo stop avuto con Aotearoa, e siamo fiduciosi per questo fine stagione. infatti David, se hai qualche domanda per il buon Enrico, falla pure, vai, scatenati. Allora, no, ciao Enrico intanto. Buongiorno. Come vedi invece le altre squadre a livello playoff, perché playout no, però playoff, tipo
chi è in testa, che non mi ricordo, scusa che lo... Allora, adesso al momento in testa c'è Sudmania di 2 punti, però c'è Aotearoa che ha gli stessi punti nostri, quindi 40, che però ha una partita in meno perché recupererà tra 2 settimane poi con New Zealand, una partita che non hanno giocato questa settimana. Ci sono poi, quindi queste sono diciamo le squadre di vertice, poi ci sono Only Fantasse, la seconda squadra dell'Astra San Vito, appunto a metà classifica. Okay. Sono tutte squadre impegnative, soprattutto quando andiamo a giocare in casa, il proprio campo fa da padrone, perché sono tutti campi diversi. Ad esempio noi che siamo abituati a un campo più grande, ogni tanto andiamo in difficoltà sui campi un po' più piccoli, tipo ad esempio Sudmania che giocano a Calderano, è un campo davvero molto piccolo, e quindi anche lì abbiamo perso una partita anche lì di 1 punto, però è tutto un tiro contro tiro, cioè non hai un attimo di respiro, e quindi sì, vedo che soprattutto le partite in casa, anche con squadre magari che sono in classifica minore, diventano complicate, quindi questo vuol dire molto. Diciamo che tutti hanno delle peculiarità, ad esempio Sudmania sono molto bravi davanti, mentre dietro lasciano qualche spazio in più. Aotearoa sono sia bravi davanti che dietro, hanno davvero un ottimo portiere. Poi diciamo delle altre squadre diciamo di testa, gli Olli Fantasca hanno la migliore difesa del campionato, che stanno veramente facendo un rush finale di stagione molto, molto importante. Poi c'è anche l'Astra San Vito che comunque ha degli ottimi elementi, ha pareggiato ad esempio sul campo Aotearoa poche settimane fa, e sta avendo anche questa squadra dei buoni risultati. Sarà la squadra che affronteremo poi questa settimana, quindi sì, noi adesso abbiamo 2 trasferte appunto con con Asta San Vito e poi con Aotearoa dopo Pasqua, e saranno molto impegnative. 2 sfide decisive per... Sì, sicuramente sì. Sì, noi non possiamo più sbagliare, quindi noi abbiamo solo un risultato utile sempre a nostro favore, che è la vittoria, e quindi noi dobbiamo puntare solo a quello. Sei stato però... Ecco che poi Enrico, ci sono delle squadre che sono fuori classifica. Allora lì non si è... Sì, allora lì non si è ben capito, nel senso che il discorso seconde squadre è un po', diciamo, non si è ben capito, perché alcuni dicono delle cose, alcuni dicono le altre, quindi dobbiamo ancora capire. Diciamo che noi, per evitare qualsiasi dubbio, quindi senza stare a pensare quello che sarà poi, 3 vittorie e siamo a posto, e quindi questo deve essere il nostro unico obiettivo, al di là delle seconde squadre. Sì, ce ne sono diverse di seconde squadre, perché di per sé anche gli Aotearoa sarebbero seconda squadra, o lì Fantassa anche, però diciamo che non si è ben capito poi il discorso, chi va su cosa, ci hanno promesso delle cose, quindi senza voler indagare, diciamo, per farla più facile lato nostro, vincere, e dopo che siamo sicuri, quello è il campo, ha deciso quello, anche come spirito e orgoglio, diciamo, di squadra, quindi non andare su perché gli altri erano seconda squadra, ma perché ce lo siamo meritato sul campo. Sei stato bravissimo, direi, caro Davide, che ha risposto esaustivamente. Lo ringraziamo anche perché abbiamo già ospiti pronti subito dopo di te. Enrico, grazie di tutto. Grazie a voi dell'invito. Grazie ancora, buona giornata a tutti e buona fine trasmissione. Ciao. Grazie. Ecco, partiamo subito ovviamente con Rosalino. Eccolo qua, ormai anche lui un habitué degli Originals 2022, un po' bacchiato, però adesso ci racconta come mai, ma abbacchiato fino a un certo punto, insomma. L'ho sentito prima, qua vi svelo un retroscena, insomma, e ha detto non bisogna mollare fino alla fine. Giustamente, così è lo spirito, questo è lo spirito giusto. Adesso vedo che c'è anche un altro dei tuoi. Oggi siamo riusciti nell'impresa di avere 2 degli Originals. Il portiere Giulio, ciao, benvenuto. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E quindi ragazzi, intanto parte Rosalino che ci dice cosa è successo ieri in questa Serie D del CSI. C'era un big match. Rosalino, a te la parola. Ieri è stata una bella partita, molto
molto tosta e ce la siamo giocata fino all'ultimo. Abbiamo sbagliato 2 tiri liberi. Il pari secondo me era il risultato più giusto, però nel calcetto sai che non c'è una scienza esatta e quindi purtroppo abbiamo fatto un errore in più degli avversari. Non è successo, cioè abbiamo perso il primato, però noi non molliamo e abbiamo 4 partite per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo un altro big match, ma adesso prima di tutto pensiamo alla partita di San Michele Fagnigola, dove ci sarete voi, penso che sarai tu Enrico con Max, giusto? A fare la telecronaca. Hai dato un bello spoiler, infatti l'avrei detto. Ho già preparato il fragolino, quindi... fantastico. Ma va bene prima o dopo la partita? Dopo. No, è meglio prima. La telecronaca è più fluida. Esatto, anche secondo me. Speriamo che ovviamente Max si rimetta. Ovviamente al 99% ha detto che ci sarà, lo vedo che commenta, è piuttosto brillante, mentre Brillo lo sarà lunedì dopo il fragolino, ecco, per la battuta ovviamente. Adesso tiriamo in ballo Giulio, poi David sicuramente avrà qualche domanda e qualche curiosità per voi. Giulio, invece tu dal punto di vista del portiere, perché tante volte il vituperato portiere vede la partita dalla sua area e sicuramente ha una visuale differente rispetto al pubblico, rispetto ai compagni, eccetera. Quindi tu cosa ci dici di questa partita di ieri? Secondo me è stata una bella partita, giocata a viso aperto da tutte e due le squadre. Come ha detto il presidente, noi abbiamo fatto qualche errore, qualcuno anche mio purtroppo da dire, che ci ha un po' condannato sul risultato, perché un po' il risultato un po' bugiardo, perché poteva finire in parità, come ha detto il presidente, però un errore può costare i 3 punti, diciamo. Purtroppo hai ragione. Purtroppo hai ragione, nel senso che d'altronde in una partita terminata 6-5, quindi ricordiamo vittoria del San Vemille, che al momento è al comando della classifica in Serie D. E tra l'altro ieri c'è stata anche la vittoria del Susegana 11-2 contro San Michele Fagnigola, prossimo avversario degli Originals 2022, fra 3 giorni, ormai siamo prossimi, sì. Quindi avrete sicuramente voglia di, come si dice, di dimostrare il vostro valore e quindi di rimediare a questa sconfitta fin da subito. È importante avere una partita subito, così per il riscatto subito, velocemente, è importantissimo. Così non c'è tempo di pensare e pensiamo subito alla partita nuova, capito? David, qualche domanda per i nostri ospiti? Beh, allora, ha detto bene il presidente, è giusto giocare subito, così se una partita va male almeno hai subito tempo per rifarti. Invece in questo girone D, come ho fatto la domanda nel girone, come vedete playoff, playout, nel senso chi è che vedete meglio come playoff adesso e voi come vi sentite in questo momento, dato che mancano 4 partite, dato che siamo quasi alla fine dei campionati? Allora, per quanto riguarda i playoff, è meglio arrivare nei primi 2, così non ci sono, così eliminiamo il discorso playoff. È meglio arrivare là. Dopo i playoff, adesso non so se, allora so che le prime 2 vanno su direttamente, dalla quarta alla sesta ci sono i playoff, non so se ci siano limitazioni di punti, cioè perché sì, vedo che la quarta è a 10, oltre 10 punti, quindi non so, ecco, adesso... Ci sono, te lo dico io, la prossima puntata ovviamente ci faremo trovare preparati, lo diremo, ecco, perché questo è molto interessante anche per chi ci segue e quindi assolutamente ne parleremo, ecco. Perché spiego il discorso, perché sarebbe ingiusto per una squadra che arriva quarta o quinta con 10 punti dalla terza o di più
che va a farti una partita, vince la partita e passa in categoria. Svanisce tutto quanto i punti di margine, di distacco che aveva fatto la squadra che l'ha preceduta. Sì, quindi trovo giusto che ci fossero dei punti. Dopo non so se ci sono o non ci sono. Ci sono. Lo dico io, anche Davide lo conferma. Io adesso vedo che Rosalino è rimasto in preghiera, quasi fermo, fisso, non so se lo vedete anche voi. No, Giulio, guarda. eccolo qua, si è ripreso. A questo punto, ragazzi, io vi ringrazio, devo dare spazio ad altri ospiti. Grazie. Se hai una cosa al volo da dire. Una cosa al volo. Giulio si chiama Giulio, ma per gli amici è Icci Pasticci, il nostro portierone. Deve fare una dedica a una ragazza. E in più allora io saluto, prima di fare la dedica, io saluto il disegnatore degli arbitri di Treviso, che ci ha arbitrato anche ieri sera, che è a Monza per tifare il Cagliari, che è un antagonista del mio Hellas Verona. Lo saluto e gli faccio in bocca al lupo. Ecco, allora parola a Giulio. Volevo fare una dedica a una super tifosa che c'è quasi sempre, all'Aurora Possamai. Questa è la dedica. Grazie per avermi chiamato. Grazie mille. Grazie a voi ragazzi di Originals 2022, lunedì sera, quindi alle 20:40 saremo in diretta da Fagnigola, di Azzano Decimo, per la partita tra San Michele Fagnigola e Originals 2022. A presto ragazzi, ci vediamo lunedì. Ciao a tutti, ciao. Ecco David, è tempo di Serie A2 subito, così eccolo qua, lo vedo carico. Gianluca, dopo aver festeggiato la promozione in A2 Elite, ad Aosta fa freddino, Gianluca? Non si Aspetta sente. che ti accendo il microfono. Ah, c'è un problema di microfono. Gianluca, non ti sentiamo. Non ti sentiamo. C'è il microfono disattivato. Probabilmente devi attivarlo. Ci sono? Eccolo. Ecco, adesso ci sei. Sì, ci sei perfettamente. Dicevo, ad Aosta com'è il tempo? È bello, buongiorno a tutti intanto. Grazie per avermi invitato come sempre. Come vedete sono tra le montagne di Aosta, ancora innevate, ma ci sono 22 gradi, si sta benissimo. Però. Sì, siamo arrivati da poco, io sono qui davanti al baretto, i ragazzi sono già in spogliatoio, pronti, carichi, ovviamente con come dire, non rilassamento, ma un atteggiamento sereno, indubbiamente. Oggi mancano Eric, che si deve curare bene la tendinite, però giocherà a Milano, Gabriel, che sta procedendo con la riabilitazione molto bene, e poi c'è forse uno squalificato. Rientra Capitan Spatafora oggi. Rientra Capitan Spatafora, rientra Felix, rientra Imamovic, quindi di fatto la squadra è quasi al completo. Vecchione, Biancato, che erano rimasti fuori la partita precedente, dove voi eravate presenti e spero vi siate divertiti, perché avete visto la vittoria del campionato. Grazie per aver partecipato. È stata una bella emozione. Esatto. Come per tutto il pubblico, c'era il Pala Prata, devo dire, pieno. Sì, insomma, anche la gestione dell'evento in sé, no? Penso tu dal punto di vista di direttore marketing hai apprezzato anche il fatto, comunque, tra il primo e il secondo tempo sono state invitate le giocatrici della squadra femminile che hanno vinto il campionato. Purtroppo hanno perso, mannaggia, la partita 3-2 in questa settimana. Sì, non hanno giocato molto bene, siamo dispiaciuti, però stanno facendo il loro percorso. Ecco, poi mancava anche il mister Luca Riola, al quale auguriamo una pronta guarigione. Si vede che si è messo d'accordo con Max per ammalarsi insieme, non lo so, o magari sono stati contagiati dal Pala Prata, mettiamola così. È qualcosa di intestinale. Io e David siamo qua. Siamo cari noi ancora, quindi. Ecco. David, hai una domanda per Gianluca? Sì, una cosa veloce, Gianluca. A fine mese ci sono le finali di Coppa Italia a Policoro, in Basilicata. E voi sicuramente arriverete sereni per la vittoria del campionato. E in queste Final Four, come vi aspettate di arrivare? Mentalmente siete più sereni, ma fisicamente come siete adesso? Bene.
Bene, perché mancherà di fatto solo Gabriel, perché ha fatto l'operazione ai legamenti e al menisco, ma è in pieno recupero, quindi sta rispettando tutta la pianificazione stabilita, quindi dobbiamo dire molto molto bene. Tutti gli altri atleti sono preparati. Adesso hanno fatto una settimana onestamente un po' più rilassata, ma da settimana prossima inizia la preparazione mirata alla Coppa Italia, sia dal punto di vista fisico che tecnico che mentale, perché sapete che abbiamo anche un mental coach, e anche in funzione del primo incontro di semifinale venerdì 29 alle ore 21 contro il Canicattì. Due squadre, noi Eterni abbiamo vinto il campionato con 3 giornate di anticipo, le altre due, quindi gli Hornet e Hornet Roma e Terni e Canicattì sono penso a pari punti o molto ravvicinate. Questo cambia poco, nel senso che sono tutte squadre forti, hanno anche ottime individualità, ma le abbiamo anche noi. Ecco, non manca Filippo Lari oggi, ma preferito lasciarlo a casa perché aveva un po' di fastidio alle caviglie, quindi il bomber si riposa un pochettino. Beh, giusto, ecco. Dai. Per il resto, dal punto di vista organizzativo, trasferta, abbiamo 2 pullman, uno dello staff e uno dei tifosi, che sono più una trentina di persone che verranno con noi con un altro pullman. Porteremo una colomba pasquale da 3 kg con sopra la foto della squadra e insomma cercheremo di rendere questa esperienza memorabile. In piazza Prata c'è un cartellone di 7-8 metri con scritto campioni, insomma ci stiamo anche un po' autocelebrando, ma rispondendo alla tua domanda, la pianificazione per Policoro è già iniziata, come è già iniziata anche la parte sportiva per l'anno prossimo, ma qui non posso dire più di tanto. Ecco, direi che ti ha risposto benissimo. Gianluca, tra l'altro c'è un commento di una persona che conosci, Leandro, tutti a Policoro, punto esclamativo. È vero. Ovviamente lo mettiamo verranno i briganti, in evidenza, forze. Eccolo qua, perché capo ultra, ovviamente i briganti, rappresentante dei briganti, al quale ovviamente mando un caloroso saluto, ci ha ospitato lunedì in una diretta che ha fatto lui su Twitch, è stata molto carina e l'abbiamo trasmessa anche noi, quindi grazie Leandro, ovviamente. Bene. Lo salutiamo e poi organizzeremo sicuramente qualcosa quando siete lì a Policoro. Certo, facciamo una diretta, assolutamente, certo. Ecco, volevo aggiungere che non settimana prossima che c'è la pausa, ma il 6 di aprile, quando giocheremo la penultima di campionato in casa con Milano, faremo delle cose molto carine. Ci sarà un mega catering offerto da Eletro Chef per tutti i tifosi, per tutti gli ospiti. Ci sarà Dolce Vita di Codroipo, la pasticceria, che in tempo reale realizzerà dei dolcetti per tutto il pubblico, e un grande uovo di cioccolato che i bambini alla fine della partita romperanno con dentro il portachiavi del McCann. Quindi faremo anche qui tante cose carine per gli ospiti, quindi venite numerosi. A me è venuta già fame. Comunque grazie Gianluca, ti lasciamo anche perché inizia la partita alle 15, giusto? È vero. Vi salutano tutti ovviamente, presidenti, tifosi, accompagnatori. Grazie. Ricambiamo ovviamente e ti ringraziamo, salutaci tutti quanti quelli del McCann e buona partita e ci risentiamo poi. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. E adesso ovviamente David, abbiamo parlato di A2 nazionale, ma ora è il momento della A2 Elite con Cristian Bertoli, Pordenone Calcio 5 vice allenatore, eccolo qua. Ma quanti spunti hai dato oggi per Pordenone Calcio 5 contro Città di Mestre? Quanti te ne ho dati? Ciao David. Dove siamo, insomma, perché ovviamente è una partita di cartello che si gioca tra non molto, ore 16, Palaflora a Torre di Pordenone, quindi andate numerosi perché partita veramente di importanza vitale. Per chi non può andare c'è anche la diretta su Futsal TV, potete accedere dopo esservi iscritti, quindi diciamo che ci sono
tutti i modi per seguire il Pordenone, per tifare questa squadra che al momento è la regionale nel punto più alto in questo calcio a 5, giusto Cristian? Come vi avvicinate a questo match? Ci avviciniamo, sì, è giusto, grazie della parola. Ci avviciniamo con lo stesso spirito delle altre partite. Sappiamo che è una partita che potrebbe valere i playoff, anche se non sarà decisiva per i playoff. E è una partita importante per mantenere quel secondo posto che ci garantirebbe di giocare la seconda partita eventualmente dei playoff in casa e di avere 2 risultati su 3 a disposizione, quindi ci sono tanti spunti, come dicevamo prima, per fare bene, soprattutto in questi scontri diretti e soprattutto in questo finale. Ormai mancano 4 partite e arriviamo da 10 risultati utili consecutivi, Mestre da 5, quindi siamo 2 squadre, direi che siamo in salute. Esattamente. Io con te poi domenica parlavamo, perché ogni tanto ovviamente con i nostri ospiti anche manteniamo un certo rapporto durante la settimana per trovare gli argomenti e qua vi svegliamo un po' di Calcio 5 Show, come viene costruito. E parlavi di Capitan Pinato. Pinato è tornato alla rete la scorsa partita e quindi è giusto menzionarlo anche perché la volta scorsa avete fatto un partitone. Ti correggo un attimo, non è tornato alla rete, ma è tornato a giocare minuti importanti e ha sfiorato la rete in più di un'occasione. Però aspettiamo tutti, soprattutto i tifosi, aspettano il gol del capitano, che viene da 1 anno e mezzo veramente tribolato fuori dal rettangolo di gioco e guardare gli altri giocare veramente pesante, l'infortunio grave, oltretutto il terzo di quel tipo lì, quindi sai, i dubbi in un giocatore arrivano prima o poi, quando vedi che non riesce a recuperare, quando vedi che il campo è sempre un passo avanti a te ma tu non ci entri mai. Invece bisogna fare i complimenti al Fini, perché è proprio l'esempio di quello che è la mentalità del Pordenone, è il capitano giusto, caparbio, non ha mollato, non molla. Sono sicuro che adesso diventerà importante anche lui per questo finale di campionato e nelle rotazioni sicuramente per i playoff avremo un giocatore in più. Ecco, quindi chiedo scusa a Pinato ovviamente, ma il mio era a mo' di augurio, ovviamente magari la fa oggi, no? se oggi fa gol lo portiamo in trasmissione. Come? Se oggi fa gol, visto che gliel'hai chiamata, lo portiamo in trasmissione prossimo sabato. Stiamo portando bene, l'abbiamo detto prima al Macan, siamo andati sabato, poi poteva nascere anche un autogol perché la diretta è organizzata all'ultimo minuto e fatalità sono arrivati 2-3-3 in quel campo e poi anche dall'altro e quindi si è festeggiata la promozione, ma poteva anche non succedere, quindi incrociamo le dita per il Pordenone quest'oggi che viene da come ha detto Cristian, da ottimi risultati. Esatto. Peraltro ha 5 punti di vantaggio sullo Sporting Alta Marca, che è la diretta inseguitrice, che è al terzo posto. Prima c'è questo Petrarca Padova che a questo punto mi sembra veramente una squadra iper forte. Vorrei sapere il tuo punto di vista e poi sicuramente Davide ha qualcosa da chiederti. Allora, sì, un altro spunto importante: la prossima giornata saremo proprio a Padova contro Petrarca e abbiamo 8 punti di distacco e non dico che vogliamo accorciare, ovvio, ma sicuramente non vogliamo aumentare il distacco perché non vogliamo andare a Padova a guardare i loro festeggiamenti, ma vogliamo essere come sempre protagonisti e cercare di allungare questo campionato il più possibile. Poi il pallone è il campo quello che decide, non è che possiamo parlare all'infinito, ma la speranza è quella. Allora, quindi prossima, io inavvertitamente non avevo visto il prossimo turno, ma devo dire che mi è andata bene come assist. Ti è andata bene, Davide, ti è andata benissimo. Per qualche domanda a Cristian. Sì, una domanda veloce, Cristian. Dimmi. A livello tecnico, quando mancano, che ormai siete quasi ai playoff, a livello tecnico e atletico adesso come pensate di impostare il finale di stagione?
Ma non credo che ci saranno grosse novità, perché poi i tempi sono molto stretti, quindi non è che andiamo a fare i famosi richiami di cui sentiamo spesso parlare. La squadra sappiamo che sta bene, e la differenza in questo finale sono gli infortuni, perché ormai i ragazzi iniziano ad essere stanchi, le botte sono tante, le temperature iniziano a cambiare, siamo quasi in primavera, e quindi il rischio dietro l'angolo vale per tutti, è sempre per tutti gli atleti, è sempre l'infortunio. Ma per quello che riguarda la parte atletica, tecnica, tattica, noi ormai sappiamo quello che dobbiamo fare, e lo faremo, ovvio, partita per partita, in base a chi andremo a incontrare, aggiusteremo qualcosina, ma non è che andiamo come i cavalli dritti senza guardarci intorno. Però sì, ormai ti ripeto, mancano 4 giornate, quello che siamo lo sappiamo, quindi non dobbiamo inventarci nulla di nuovo. Ecco, a proposito di spunti, ho risposto caro bene. Cristian, ti ho fatto vedere una foto storica mia e del presidente, insomma, ne parleremo Mamma poi mia. a tempo debito. Quando ci Non vorrei rivediamo, offenderti, ma era preistoria. Era una chicca quella lì, Vabbè, però insomma, senza spoilerare niente ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici, intanto ti lascio e ti ringrazio e ti aspetto. Grazie a voi. Grazie, Cristian. Credo sabato prossimo. Grazie, gentilissimi. Giusto? Sì, adesso abbiamo una pausa per le varie finals di Coppa Italia. Non ho capito se c'è anche la nazionale di mezzo, non voglio dire cavolate, e quindi ritorniamo dopo questa partita, dopo 3 sabati, quindi tra 3 sabati, e saremo, appunto, come vi dicevo prima, saremo a Padova, e speriamo di essere ancora in corsa, insomma. Buon futsal a tutti! Allora, ciao Cristian, ciao, saluto a tutti. Ciao, complimenti di nuovo. Ciao, grazie, salutazioni a tutti. Grazie mille Cristian. E quindi, Davide, eccoci tornati qua in studio per dirvi che cosa? Che non c'è ovviamente solo la 2 nazionale, non c'è solo la 2 Elite, ma quest'oggi c'è anche la Serie B impegnata con la squadra che ovviamente del Pordenonese, che è il Naonis Calcio 5, che gioca contro la Compagnia di Malo Calcio 5 vicino Vicenza. Partita difficilissima, perché la Compagnia di Malo si sta giocando il campionato, è prima in classifica con 43 punti, e il Naonis la scorsa partita ha perso solamente per 1-2, era reduce da 3 vittorie consecutive, poi questa sconfitta un po' ha arenato, diciamo, il percorso positivo della squadra pordenonese, e quindi vedremo se quest'oggi sarà in grado di portare a casa punti per non retrocedere, in sostanza. Ecco, poi lì vicino a te, al palazzetto di Ligugnana, a San Vito al Tagliamento, c'è in Serie C abbiamo il Futsal Pasiano, l'abbiamo messo nelle stories, ovviamente anche loro giocano nel campionato federale insieme all'Araba Fenice, quindi come vedi di calcio a 5 ce n'è per tutti i gusti, per chi volesse, insomma, godersi delle partite di futsal, ha veramente l'imbarazzo della scelta, vero David? Bravo, esatto. Poi l'Araba va a Tarcento alle 3, alle 4 giocano qua al palazzetto di Ligugnana, alle 4 giocano a Pordenone, quindi come hai detto tu, chi vuole andare a vedere il Pordenone va a Pordenone, e chi vuole venire a Ligugnana a vedere la Serie C viene al palazzetto a vedere il Pasiano. Sì, ce n'è un po' per tutti i gusti, devo dirti la verità, e sarebbe anche difficile scegliere, anche per noi, onestamente. Ieri, tra l'altro, c'è stato un match importante in Serie C1, nella Serie C, chiamiamola così, unica a livello regionale qua in Friuli Venezia Giulia, dove c'è stata la prima sconfitta delle Eagles Futsal di Cividale, che hanno perso al Palacus di Udine per 4-2, e quindi hanno rinviato la festa promozione in Serie B. E quindi dicevi giustamente tu, Tarcento Futsal Erba Fenice alle 3, Futsal Pasiano Palmanova Calcio 5 alle ore 16, e con la classifica che al momento vede le Eagles in testa 49, Futsal Udinese 45, il Palmanova a 42,
e poi via via tutte le altre. Quindi sarà duro anche per l'Araba Fenice, perché comunque il Palmanova vorrà raggiungere l'Udinese al secondo posto. Quindi direi, caro David, che possiamo andare in pausa. Ti ringrazio per avermi fatto da co-conduttore quest'oggi al posto di Max. Grazie a te. Max che ci ha commentato dicendo Lari fortissimo, alludendo anche al gol di tacco spettacolare del bomber del Macam Prata, un fenomeno, dice. E Andrea, che mi ha aiutato in tennissimo, dice ancora complimenti al Macan. Ovviamente ci uniamo tutti e due, anche se diciamo l'abbiamo vista in diretta, e quindi complimenti a Macam Prata ancora per la promozione. Caro David, grazie. Se non hai altro da aggiungere, io chiuderei qui la nostra performance, tra virgolette. Niente. Ecco, sei stato gentile. Ecco, potresti concludere parlando del Befed Futsal che è tornato alla vittoria, e qua ti voglio. Mi vuoi? Sì, finalmente siamo tornati alla vittoria dopo 4 pareggi. Ieri abbiamo giocato bene, ieri contro la BCC, vittoria per 6-3, e siamo partiti bene come partita, subito in vantaggio di 2-0. Dopo abbiamo preso il 2-1, abbiamo fatto il 3-1, dopo ci siamo un attimino addormentati e abbiamo preso il pareggio. Poi abbiamo, come ci siamo detti, volevamo questa vittoria, siamo andati a prendercela con tutte le nostre forze, e qua devo fare un complimento ai ragazzi che hanno dimostrato quanto valgono. Complimenti anche al mister per come l'ha impostata, e siamo andati a chiuderla definitivamente. Quindi adesso come classifica siamo ancora un po' nel limbo, però abbiamo gli ultimi 4 match che vogliamo portarli a casa e fare più punti possibile, e sperando di evitare i play-out. Ecco, io volevo ringraziare anche Matteo Dorico dell'Astra, che ha partecipato con me in trasmissione a Friuli Gol su Friuli in Gol su Radio Gioconda, una trasmissione che va in onda anche adesso in replica, è già stata ovviamente mandata in onda alle 14, primariamente poi alle 7:25. I risultati della Serie A, tra l'altro, vedono quest'Astra San Vito che ha vinto 12-5 contro il Tennis Club Caneva, Pordenone Amatori, che è campione in carica, ha battuto l'Icem per 4-2, Bauman Pub ha battuto 5-2 il Campez, la Stella d'Argento ha perso 2-3 in casa col Ponte 94, l'Atletico Mareno ha battuto 6-1 il Montereale Barzuliani, e di conseguenza la classifica vede al comando il Pordenone Amatori con 46, Bauman 36, Icem 32, quarto posto in coabitazione per Atletico Mareno e Pordenone e BCC Pordenonese con 30 punti, Astra al momento al sesto posto con 24, Stella d'Argento 21 appena fuori dai playoff per il titolo, Befed a 20 ma ancora in corsa la tua squadra. E attenzione, perché adesso andiamo nella zona a rischio, Ponte 94 19, Montereale Barzuliani 18, Campez 17, Tennis Club Caneva chiude la graduatoria 12. Quindi diciamo che questa Serie A avrà 4 giornate di conclusive da tutte da vivere, con tutte e 4 partite interessanti, sia scontri diretti. Ecco, chiedi scusa a nome nostro, di mio, di Max, per i mancanti 10 minuti di audio. Insomma, abbiamo avuto delle difficoltà tecniche al Palastra e contiamo di rivederci presto. La prossima partita vi vedo opposti al Tennis Club Caneva, quindi giocate in trasferta giovedì 21, giusto alle quindi 21. In quel di Fiaschetti, se non erro. Giusto, Fiaschetti, esatto. Di Caneva. Salutiamo tutti gli amici di Fiaschetti, ovviamente. E un bel fiaschetto abbiamo detto che arriva lunedì per il Bob Max, che salutiamo. A quest'ora sarà già scappato via, perché so che insomma, nonostante l'indisposizione, vuole seguire lo stesso i suoi giovani ragazzi tennisti. E quindi, caro David, grazie ancora, grazie di tutto. E ci congediamo e ci vediamo presto, magari ovviamente su questi schermi e non solo. Grazie a tutti. Buon pomeriggio, buon fine settimana, a presto per Calcio 5 Show. Prossima settimana mi vedrete come al solito delle belle. Ciao a tutti. Ciao.